La concezione del paziente come persona è fondamentale, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ai 25 anni dello IEO, l'Istituto Europeo dei Tumori ideato da Umberto Veronesi. Per il Capo dello Stato anche la visita a Milano al Memoriale della Shoah. L'inviata Nadia Zikowski. Ciascuna patologia, ciascuna malattia, ciascuna persona sia un caso unico, da considerare nella sua unicità, nella sua particolarità. La giornata milanese del Presidente Mattarella comincia dalla visita all'Istituto Europeo di Oncologia che compie oggi 25 anni. Ricorda il Capo dello Stato la felice intuizione del professor Veronesi coniugare pubblico e privato, ricerca e cura in un polo sanitario divenuto eccellenza nel mondo. Ma è quell'attenzione al malato, alla sua interezza che Mattarella tiene a sottolineare, considerandolo persona, non soltanto patologia. Un'idea che si è fatta strada nel mondo, che ha cambiato il modo di seguire i pazienti, dice, prestando attenzione alla loro intera esistenza. Prima della malattia con la prevenzione, durante con la cura e la terapia, ma non solo, anche con un'attitudine speciale a restare al suo fianco. Di seguire dopo l'uscita all'ospedale i suoi pazienti per non perdere questo rapporto che è umano prima ancora che di carattere terapeutico. L'altra tappa milanese di Mattarella è il Memoriale della Shoah, lo accoglie la senatrice Segre al binario 21 da dove partivano i treni per i campi di concentramento. L'abisso del male è inimmaginabile. E il dovere della memoria è una base per il futuro, per la convivenza del futuro.